Barletta Triestina 1-1, Carrarese Bassano 1-0, Feral Pisaro Latina 2-1, Frosinone Andria 1-0, Lanciano Alto Adige 2-1, Spezia batte il Pergocrema fuori casa 2-1, la Cremonese a Valanga fuori casa sul Portogruaro 4-0, il Piacenza vince al Prato per 3-0 e il Siracusa si aggiudica questo derby durissimo con il Trapani per 2-1 fuori casa. In classifica a questo punto Trapani a 49 punti, il Siracusa a 43. Spezia saldissimo in terza posizione a 41 punti, poi Cremonese e Pergocrema 38, Carrarese 37, Barletta e Lanciano 36, Alto Adige Portogruaro 35, Frosinone 33, una zona insomma immaginate ancora dei playoff lunghissima. Poi a 28 Triestina e Prato, Piacenza e Andria 24, Latina 23, Bassano 22, chiude il Feral Pisaro con 21 punti. Subito la punizione Dettori, palla per le Noci, un po' scoperto il Portogruaro, attenzione al cross di Filippini, tagliato sotto rete il gol della Cremonese con le Noci. Largo per Lunati, anticipato da Favalli che prova ad andarsene, lo ferma Regno, il duello tra i due, Favalli riesce a vincerlo, bravissimo, serve le Noci che entra in area, il tiro non perdona, grande giocata di Favalli, le Noci raddoppia. Piazzatissimo Cesar che poi fa ripartire molto bene Filippini cerca e trova subito le Noci, devastante il contropiede della Cremonese, le Noci per Possanzini, pallonetto, magnifico gol della Cremonese, azione da manuale, applaude tutto lo stadio. Calcio d'angolo in questa ripresa, il secondo complessivo per la Cremonese durante il match e c'è un'occasionissima che termina fuori dallo specchio, poi una serie di batti e ribatti, era stato Minelli a cercare fortuna e poi la palla che termina in rete.